Festa a Corte è una festa per la nostra città, è una mostra che ritorna dopo 40 anni a Palazzo della Ragione e per questo siamo molto contenti di ospitarla. Sono abiti meravigliosi che ci raccontano una storia della nostra città e che raccontano anche una parte di quello che è il sito UNESCO. Infatti la relazione con Sabioneta ovviamente è molto forte, alcuni di questi abiti e altri del curatore sono appunto esposti anche presso Sabioneta e noi siamo molto entusiasti di poter offrire al nostro pubblico un motivo in più per venire a visitare Palazzo della Ragione. Siamo sul percorso del Principe, andando da Palazzo Te fino a Piazza Sordello. Ecco, ci si incontra, ci si ferma ovviamente davanti alla splendida Piazza delle Erbe e un motivo in più per entrare in Palazzo della Ragione, per visitare questi meravigliosi abiti, per cui sono veramente grata e felice che i cittadini e i turisti ne possano godere. L'allestimento punta a trasmettere le sensazioni di un ospite nel tempo del Rinascimento e del Barocco che entra in un palazzo storico e è ricevuto come ospite importante, quindi una festa viene preparata per lui. In questo caso la festa a Corte è per i turisti, per le persone che verranno a visitare il Palazzo della Ragione e di conseguenza non posso dire cosa si aspetteranno realmente, ma è una festa per loro. Ciascuno entrando avrà una sensazione dipendendo dalla persona, ma ci sono scene ricostruite con un concetto che era quello che usavano i principi italiani nel Rinascimento, cioè stupire gli ospiti. Era questo lo scopo e lo scopo della mostra è questo. È una mostra che è in movimento in quanto abbiamo degli eventi programmati durante i 3 mesi, ospiti che arriveranno importanti per certificare anche la qualità di questo progetto e quindi creeremo per ciascuno di loro un evento specifico. Di conseguenza abiti si aggiungeranno, altri verranno indossati da persone in vivo, quindi è un progetto molto ampio, molto intrigante per quanto riguarda la spettacolarità, perché la festa di Corte era uno spettacolo a tutto tondo. È una corte ricostruita, diciamo, non è ispirata a un periodo preciso, neanche un personaggio, ce n'è solo uno, Vincenzo Gonzaga, alle mie spalle, perché era il duca che ha creato e inventato le feste più fantasmagoriche. Tutta Europa parlava delle sue feste, praticamente. In più, cosa singolare ma interessante per Mantova, non molto conosciuta, Palazzo della Ragione, che parte con altri scopi, altri utilizzi, diventa nel tempo di Vincenzo il pallone delle feste, lo trasforma lui così. Fino al dopoguerra c'erano 2 grandi archi trionfali decorativi all'estremità, sono stati poi tolti e che erano testimonianza del fatto che diventò un salone per le feste. È significativo tornare a fare qualcosa che si ispira alle sue feste con lui presente nel luogo che lui scelse per fare eventi importanti.